c'è una prevalenza, no, di simpatia verso l'interpretazione, no, verso l'improvvisazione, come se la regola verso... Ecco, io credo che il primo gruppo ha mostrato che si può arrivare alla complessità attraverso la regola. Primo. Secondo, poi si è sentito l'Oriente emergere sulla improvvisazione, no? Come se qualcosa che ci porta, ecco, uso questi due termini, l'improvvisazione che ho sentito, ma qui che avete detto anche, porta più che altro a un aspetto di comunione. La regola porta alla condivisione. Sono due parole diverse, una divide e l'altra unisce. Sentivo molta comunione nel secondo gruppo, più condivisione, forzata, difficile, faticosa, ma con qualcosa che si condivide. Ecco, queste sono le note un po' tra Oriente e Occidente, tra la regola come logos, che forse fonda la nostra cultura. Mi fermo qua. Sì. Quello che volevo dire io c'era riguardo anche il discorso di preparazione che c'è stata, nel senso, nel primo gruppo è vero che c'era un contesto di regola dove ognuno era imposto un ritmo e dopo c'è stato un insieme di ritmi che si è unito. La cosa interessante è stata anche come all'interno comunque della regola vi sia stato questo apporto di improvvisazione. Quello che mi sono accorto era che qualcuno, nonostante la regola imposta, cercava di improvvisare a livello magari del volume, del modo in cui suonava, del battere più forte o meno forte. Quindi, pur essendo all'interno di un contesto strutturato, vi era la destrutturazione, quindi io porto la mia esperienza, però cercando di improvvisare all'interno di quel contesto che mi è stato imposto, tra virgolette.